Acclamiamo gli attori con plauso diretto. Davvero su tasche? Sì, è tasca. E bambini, cosa che sta dicendo? Senti, che vero? No. E marito ti pagavo? No. Va bene, poi passa mio marito dal tuo principale. La pagareca. Arrivederci. Bravo papà. Finalmente posso vivere in sta camera d'annicchia ammobiliata, eh? Mamma, ma sembravate come sta poltrona. Ma che dici stupida? Basta una sola annata dal sito palazzo di pagare un magazzino pieno di mobili di lusso. Ma certo, è galleria di un papà. Ma che domande fai? Certissimo. Ma quanto è bella, mamma! Adesso che si rompono i mobili! Dai, Gesso, fatti tutto bravo! Mario, mi piacciono! E però mi dice non doni, tu salute. Grazie, ma io che se mangio pazziconna. Ve lo auguro di cuore, cucina. Sì, qui si mi ricorda La cucina cucittina, ne può lo scongiuro e fa bene. D'altronde sogno o non sogno fa certatore. Eh sì, ma sta filosofia opera non te la insegnaste sotto le armi. Precisamente, ma lei magari che tu sta lontano un po' da vista, sta lontano un po'. Prima se io andavo a vedere in questa casa, Mario, ma che fu, che successe? Ora invece la cucina riporta lo scongiuro. Buono, va, mi giurano in varie e te la sottilizzo così. Ma di persuadere, Pazienza, Mario. ma se tu sapessi quando soffro. Ma che ti importa di mia madre, Mario? Ma non ti basto io. Ma non è colpa mia se tu non hai dato guerra motivare. Aidina, le cose in questa casa sono cambiate. Ma che intendi dire, Mario? Intendo dire che se tuo padre sarà l'erede d'un suo canonico, e io lo auguro, ma tu pensi che io possa avere in moglie una ragazza bella ricca come te? Mario, e tu puoi pensare che dopo 2 anni d'amore io ora ti possa dire Mario vattene, perché ora sono ricca. Ma tu no, ma tua madre, ma non vedi come mi tratta? Ma tu che ti devi sposare a mia madre? Ma Dio me la scambio liberi. Ma un pensiero fisso proprio mi dice Mario, tu hai venduto la cadina. Ma un più scherzo da dire, Mario. Un papà sta arrivando. Oh, ci vuole. Saluto Mario. Una cosa impressionante. Guardate. Oh, un superone. E chi è il panettone? Ma che bello! Marica parla! Ma sembra più grassa sempre. E sì, da quando è morto ha fatto uno sviluppo straordinario. E poi non sai così, che non mi leva i occhi addosso. Ma guarda, volete vedere? Morchi sempre sulla linea, madre. Ora ci faccio fare un bel ingrandimento, 1,90 m per 2. Poi mi metto nella mia stanza da letto e la notte, quando mi sono, ci parlo. Papà, e non hai paura a parlare con i morti? Cara mia, io ho paura a parlare con i vivi, non con i morti. Ma che ci dici, papà? Ci dico, zio, come va la passata in paradiso? Ma se mi mangia. E tu? Io aspetto la verità. Vedrai che poi vedrai. Ma che sanno di Antonio? Cucina concettina, guardate. Lo zio canonico! Ma chiuso! Attenta che è fresco. Sì, il giornale. E l'ingrandimento lo fate all'olio. No, al burro. Metà olio e metà burro. Oh, mi raccomando, lumini notti e giorni. 10, 12, 15. A mio zio lo voglio vedere sempre in mezzo alle fiamme per darci il fresco, guarda. Va bene, ora ci sono. Segno, una notara ci disse però. Dunque, lo stato da notare. Vai a ora di pranzo. Sai che fa mangiare? No, si stava leggendo il fatto di uno che ci aveva mangiato i propri figli. Meschino! Ma la pestarono? Certo, un
sanno, chiusero in carcere e a Gatti, ai Talon, nel fiume. Cugino, nell'anno volete dire? Ah, è là. Sì, è la storia, la divinazione di Dante Alighieri. E il fatto del conte Colino e dell'arcivescovo Ruggero. Avevano avuto questioni in vita e la ripigliarono dopo morti. La bocca sollevò del filomasto. Quel pescatore ci mangiò tutto Cristo all'arcivescovo Ruggero. Sì, c'aveva fame. La fame è risalta in 6 generazioni e a base di ci si erano dati. Chi la stesse mangiare da pace per un testamento. Ad ogni modo, più da detto, Notare mi ha detto che per aprire il testamento ci vogliono 3.000 lire. E io una cosa. Buono, va, non mi viene a pigliare ora. Ci potessi morire un bacione di capo, ma non ce l'avevo questo coraggio. Oh, cavaliere Amore, ve ne è andata da spicco già che avanza. No, un cavaliere amori, è buono e aspetta. Sì, ma con giudizio. E chi la giudice tu? Senti, a proposito dei padroni di casa, vedi che io qua non ti voglio stare chiuso. Cagere! Mi è un donoso palazzo di via Garibaldi, un palazzo a 3 piani. Ci sono affronate le barconi che uno sa ricria. La musica che passa tutti i giorni. La musica cugino. Sì, i funerali passano tutte le sale. C'è la magnifica terrazza e la maschera a bagno al bacio. Ma che la vasca da bagno? Oh, io tutti i giorni a bagno lo faccio allora. Non ho accattato il costume, tranquillo. Ma che dico fa? Vabbè, tu, scaldamento generale. Ah, poi a me bicchiere di merda ci facciamo fare il cappello, una ceduzzo davanti. E la rosimora, poi a tanto sapere per la metraci. Una maglietta di giusta, i brillanti Natale. E a poi Solitari, mamma? Sì, solitari per fare molta. Quando poi è tutta bella pronta parata, la pigliamo e la mettiamo fuori dal baccone. Sì, quando è asciuttata, pigliata. Ma non state che tocchi in matrimonio da così alla bene. Vi dico l'aspetto, mi sta presente qualche avvocaticchio, qualche farmacista o qualche dottore, lo devi licenziare. Perché io mi accontento almeno di un barone, perché mia figlia deve entrare nella noblezza. Cugino, che fa? Che cavallo? No, Mario, questa mangia con noi. No, grazie, ho già mangiato. Mangiasti? Sì. Vabbè, allora domani mangi qua, va bene? Ma tutti questi cavalli già? Magari domani mangiamo. E Mario, da oggi tutti i giorni mangi qua, va Sì, bene? ora si tocca magari casa. E anche mangiati, non naturale, va bene? Oh. No, cugino, ho da fare, ma vi prometto che torno. Mi raccomando, Mario, ti aspetto. Arrivederci. Mario, torna che t'aspetto. Figa, Mario, questa è un femminile, non lo voglio toccare. E cosa no? Tu e non la maniera, spazio. Oh, capirete da tutti noi, Tu vai a cucina, forza! Ehi! Salutosi! Mio padre morì nell'86 con una palla in fronte e per la stessa ragione Mario ci appizzò il braccio. A tutti noi lei sta battendo il cuore. E come ha trattato Mario per mia e come sono maltrattato a me faccio, va bene? Va bene. Un cuore fatto da legare. Sogno di confidenze. E ciao. Il padrone di casa è sempre il benvenuto, prego! Guardate, sa come la stessa persona. Ah, bellissima. Questo è niente, cavaliere. Al giorni vedrà tutto mutato. Sedie, tantarane, tavolini, tutto nero. In omaggio alla buonanima dello zio. Aspetta, Antonio, allora la cosa è certa. Certissima! A notare mi ha detto che lo zio aveva una preferenza per me. E la cameriera lo confermò dicendo che lo zio morì con il nome in bocca. Antonio! Antonio! Antonio, ti lascio E chi si è visto, si è visto. Ma no, ti lascio rete! Madame Antonio, ma questo lo dite voi? Bisogna vedere le intenzioni del defunto. Oh, certo calerei sogno io. Intanto a notare mi ha detto che per aprire il testamento ci vorrebbero 2000 lire. Devo prendere che io un armadio. Madame Antonio, che cosa volete che vi dica? Con questa crisi che ci sta è difficile trovare denari. Ma ce ne sono. Io sempre detto che dovresti più tardi viene in casa sua e mi lasciano i carabinieri.
maresciallo dei carabinieri in casa mia, l'autorità. No, l'amico, ci dovrà spiare le 2000 lire. Diresti che hai procurato giornate, eh? E va bene, avrete le vostre 2000 lire. Oh, ora gente non ci dispiace. Oh, siete No. Ci devo lasciare la casa. mi lasciate la casa. Certo, se no mio zio si offende. Direbbe, come ti lascio in eredità un palazzo in via Garibaldi a 3 piani e tu te ne stai a casa affittata? No, ma guarda, non è che... Malena ha visto la casa che non la sta mezzina. Gemma, che la vasca da bagno. Cavaliere, se vuole si può venire a fare un bagno. Vabbè, signori miei, ma se avete tutta questa intenzione di lasciarmi casa, saliamo su, firmiamo 2 belle parole di rinuncia e dall'Antonio vi darò le vostre belle 2000 lire. Perfetto! Cavaliere, guardate. Ah, la buonanima! Bravo! Io ti presento il cavaliere Amore, mio ex padrone di casa, il quale, senza l'intervento del maresciallo dei carabinieri, mi presterà le 2000 lire per l'apertura del testamento. E zio, con permesso. Andiamo, cavaliere. Andiamo. Allora, non sei sopra per fare che teniamo Queste 2 belle parole. ma sopra il primo piano. Avanti, salto e pensare seriamente al matrimonio di mia figlia. Di che se il mio futuro genero vuole entrare in casa mia, deve avere almeno uno stemma. Bisogna distinguere, mamma. Parli di stemma sul portone o sul biglietto da visita? Ma secondo me magari non un biglietto da visita, bello stampato, una corona con 5 palmi. Non lo voglio. Oh, vicina, mi dica appunto peggio non voglio scuare, ma qui c'è posto. Senti, mamma, è meglio parlare chiara. Ti giuro per quando ti voglio bene, che se tu farei uscire Mario da questa casa, io me ne andrò con lui. Ma guarda che spacciata, va. Prepariamo i buffet fidanzati. Ah no, troppo lusso. A noi ci basta un pezzo di pane. Ma chi devo fare maritare? Devo maritare quello che vive alle spalle del governo. Ma che colpa avevi, tu sei mutilato? E che devo fare mangiare questa bella dote ora? Ma quale dote? Quale dote? L'eredità! Io, picchisto l'amico a 2 giorni che si striga. 2 giorni, 2 anni devi dire, di quando lo zio canonico era ancora in buona salute, di quando tua figlia non possedeva manco 2 camicie per corredo, di quando tu stessa ti preoccupavi che io non mi avessi potuto maritare, perché non c'era un cane che andava lo sguardo sopra di me. Solo uno, Mario, e qui è una parola duci. E ora tu pretendi che già lo sa dire Mario, ma dimmi, perché ora con la mia dote posso entrare nella nobiltà? No, mamma, non avresti essere figliere tu sannomo per fare a Mario un tradimento simile. È mutilato, ma che mi importa? In compenso aveva un petto e una medaglia d'argento che tutti, e tu compresa, ci avevi su offerta un cappetto. Vabbè, va. Chi sei più capace di sopra? Ehi, basta da quando che ci consigli di fare. Quelli da parenti io non li voglio proprio vedere. Zio, con permesso. Gesù, Giuseppe e Maria. Prego, Maddalena. Sì, dopo la cura. Bella stasera cucciona. Cucina, l'ha visto a potere più 100 anni. Alla faccia di un non vuole. La vera alla faccia di cui non vuole. Permettete come sei tu? Sì, piano però che sei tutto, piano. Ah, come si sta bene. Se mi tocca un quarto da palazzo del suo canonico, me la fare tappezzare non è il tappezziere di Catania. A tira ci penso io, per a fare maritare con una picciotta bella ricca e malagina. Cucina, mi faccio preparata quando figli del barone. Ma con tutte queste ricchezze e se a metà del novetto potesse essere una casa del principe Manganello. Boom! No, non sparate, non andiamo da Io risparare. sparo per condominio. Cucina, ma se ricchezze non ne sono. L'arma a Dio e a roba a cui ci tocca c'è sul suo canonico notato, perciò a roba è nostra. Povera ignorante. Il carrete canonico è morto, pace all'anima sua, lasciando innanto 3 orfanelli. 3 figli. A quale figli era barone, era parreno, vede cucine delle facce dello stesso sangue, chi favalza io, favalza tu, e favalza voi. Favalza lui e favalza colore. Abbiamo coniugato il verbo favalzare. La buonanima di mio padre mi diceva Maddalena, E che te ne suzza? guarda, che a tua cucina Antonio lo devi
rispettare come un padre. Scusate, di quale classe siete? Sbagliai, volevo dire come un fratello. Ah, occhio alle date, occhio alle date. Insomma, da quando morì il zio canonico io pensai a voi. Dissi, ora morì il zio canonico. E non poteva morire magari un cucino. Ma no, questo è il momento di fargli vedere a mio cugino Antonio quanto gli voglio bene. I vicini di casa mi dicevano, ma donna Maddalena, ma perché non vi spartite roba in parti uguali? Quando sono buoni questi vicinetri vostri, Affezionati? Ma voi siete venuti senza aver parlato con un avvocato? Ma perché chi ci vuole l'avvocato? Ma questi vicinetri vostri, no? Sanno che c'è un testamento depositato da notare? Ma questa è bella, quando non siamo la stessa opinione, poi testamento si sciazza. Chi è che registri? E se non si può sciazzare, facciamo finta che il zio canonico non fece testamento e a roba non spartire in parti uguali. Il mio avvocato mi ha detto, donna Maddalena, voi siete i parenti più intrinsechi, perciò a roba ne potremo spartire. Cioè, noi che c'è questo testamento, però. E l'ha stato ieri il suo testamento. Il mio avvocato mi disse, se quando mai avremo un accordo, facciamo un atto di accontentamento e a roba ne spartiamo tutte e tre in parti uguali. Questo significa calpestare la volontà dello zio. La volontà dello zio canonico si sapeva. Durante la vita non ebbe preferenza per molto. Guarda, hai visto qualche lira di giù? No. Però allora, secondo il vostro ragionamento, dovessimo spartire tutta l'eredità in 3 parti uguali. Tu non parli? Ma da vecchia stonata imbriacona da cammarera vi ha riempito la testa di favole, proprio. E che c'è stasera? Ma senza ragione perché ci stiamo voi. Tu non parli? Che dire? Cucinetta, acconziamo, Io sono religioso e non voglio tradire la volontà dello zio. E poi chi mi dice che l'erede non siete voi? Tutta santa e benedetta, corriti per l'eredità. Ma in questo caso nasce la preferenza. Io di sta preferenza non ne capisco. Vuol dire che lo zio aveva avuto un'ispirazione divina. Tu non parli? Aspetta, mettete d'accordo voi. No, vabbè, allora. Se nel testamento dovesse essere qualche preferenza per voi, allora mi leva la testa, cauzionalmente di vostra moglie, Sant'Indero, e questa parola ve lascio. Sì, me la serpente velenosa! In casa mia ho tutto così chiaro! Sì, l'avete sentito e non l'ha fulminato! Cioè se un cannutetta credendo di poter ottenere tutto quello che voleva, visto che non ci riuscivo, gli schizzavo un veleno! L'ammazzo! Calmate, ho cucinato Antonio, ma ti ho girato con da Maddalena. Ma come un zio! E un zio, Mario, un zio! Ma come un zio a 70 anni! E quando morivo, ma 100 anni fa, doveva scendere me! Ma io mi ricordo, un zio, non veniva in casa vostra quando voi se ne c'eravate. Io ne manco una notte, un zio, santo, possiamo chiedere, non fai santa. Sì, ma non volessi cantare gente santi, lui tace! Ti tace a conoscere! Vai, santo, io sono avanti! No, aspetta, no. No, ma la salire, ma fa farì. Ma perché avete un problema? Grazie, mi ti stai dicendo, c'è dire per forza! Ma uno! A fare un demonio! Papà! Se ne ho da notare a portare giù un deposito. Ma non avevamo annescere stamattina. State tranquilla che domani il testamento sarà. Sì, mamma, andare allo testamento. Ma che è successo se da queste cose tutte e due? Quando me ne toccate se ne parla, Che io aspetta. E magari io. Oh, aspetta amici, se no andò a portare, vedi? Già, vengo prima un pulito, capo a vedere la casa. Signora, ci permette se questo giorno e mezzo ci faccia vedere la casa? Va benissimo. Grazie. Prego. Oh, dicimi, qual è la sua femmina che aspetta la scala? Ah niente, ma cucina Maddalena, siccome te sei da zio e le cucina e le rete dello suo canonico, ce ne propone di falsato testamento e di spartire se roba in giro. Ma che pazza è? Signore mie, come si scianza testamento? Ma a proposito, cavaliere, ma per cucina non può attaccare. Ma senza speranza di riuscirvi. In primis per la rispettabilità della notara. In secundis perché uno dei testimoni fu il vicario Carezza, un sartuomo più volte milionario. Ecco, già bastano questi 2 elementi per farvi capire che il deposito del testamento procedette secondo la massima legalità. A s'accappare stai filmare appena saprà che la niente la rete. Niente Mario, che fare? Duci che magari basta. Ma piuttosto, che dove mi preoccupo questo marito? Chi è nervoso? È nervoso, ostinente. Buonagino.
Peggio, ma la carne è pericoloso. Con la vacca! Cavaliere, non si piace, accompagnassi lei domani a me cucire un dono, caro. Cavaliere, per favore. Signore miei, ma perché mi ha dato che queste grattacapi? Ci sarò magari io. Ma perché non chiamate i carabinieri? Perché in due si può evitare una questione. Sentite amico, sempre una questione a parole, e allora ci vigno, e magari non ci capisco. Ma se non cominciano i bastonate, io... Bastonate lei. Ah, va bene, allora vengo. Arrivederci. Sta bene. Arrivederci signora, arrivederci. Cucina, io mentre vai, ci riceve a vostro marito, per domani da notare ci sono magari io. Aspetta, Monica, devi dire una parola a Tina. Aiutina, passate a ballare. Cammina. Cucina, che volete dire? Mario, senti! A te ti pare giusto che io con una picciotta ingia che mi sta male dare, tu ne cacci, 4, 5 volte io, che poi non devi vicino? Che si deve dire? Ma sento dire che se fossi, è meglio che toccare non ci comincia a venire più, va? Cucina, vorreste solo sapere se sto licenziamento... Che licenziamento? Chiamato come volete voi, ma se mi cucino un dono è una domanda, che c'è a dire? Mandami a casa io comando. Ah sì, allora se era così, giuro sulla vita di prima cosa, io da questa casa non ci metto più bene, e con questo passo. Arrivederci. Lasciate bene. Ma dove stai? Non Lasciate bene. Finalmente è stato da notare e domani si aprirà il testamento con l'aiuto di Dio e di mio zio. Oh, tu santo benedetto, Mario, posso avere l'onore di domandarti la mano per conto di mia figliettina? Siccome mia moglie non ha sentito replico di nuovo, Mario, posso avere l'alto onore di domandarti la tua unica mano per conto di mia figlia Aitina Favazza? Oh, a me che la mia! Oh, prego, 50%! Non c'è problema, possiamo vedere se portiamo mogliere che poi ci penso io. C'è permesso? C'è permesso? C'è permesso! Oh, con lei siamo parlati. Ecco, mi si accoglie. Buono calamaro. Mi sapere se oggi sarà il testamento del canonico Favazza? Sì signora, mansione, possiamo vedere? Io l'erede quando mai? L'erede della mia signora qui presente, Maddalena Favazza, nipote del defunto morto canonico Favazza. Tanto piacere a onore. Che sta come il cuore non sa niente. Il testamento sarà per mansione, vorresti notare. Che sono usato a una per chiamare domani. Vedi? Come ci stai studiando?
Si usa parlare con le gentili maniere. Va bene come si fa? Prego, l'accettate in caffè? Un caffè? Pago io, l'accettate? Sì, grazie. Cameriera! Cameriera! Amanti! Sì, caffè. Espressi? Chi vuole dire espressi? Faccio per la mattina espressi. Metti tutta pignata, che stai oggi stanno tutta giornata. Ma quale pignata, signori? Fatti con la macchina espressa. Lei come lo vuole? Lungo o corto? Senti, domani ci dato solo, va. Ora si usa parlare qui. Senti, io faccio parlare e parlo. Non vedete come lo posso mandare? Scusi, mio marito quando sarà con testamento può stare qua con mia? Ma buonissimo, può stare quando vuoi. Le fatto subitare, mi mangiare Tutto si può porre, vero? Caimba il culo quando è avuto, e la padrona non ufficio e quando è da sé. E se allora quando fai un tuzzo, ma mi sta a domannare, ma mi sta a mannare. Giuro sull'onore mio che ci canci con notare. Cannonati! Se poi si faccia questa tensione perché sono là! No, resto! Pronti caffè? Ammucchiamo Don Michelino, caffè gratis. Quando parli? 1,50 centesimi compreso. Dammi il sigaro lo facciamo parlare. Grazie, Cieco! Ma così mi dici, c'è qualcun altro pretendendo all'eredità? Come no? Non ci vuole vuote! Sappi cosa lei? Ah, lei la lascia sapere, Muricese, per favore. Dai, sigaro. Dammi il noto lo facciamo parlare. Accetta l'altro sigaro? Non mi figlio! Ma scusa una cosa, tu andrai di cucina Antonio? Ah, ma così la lascia sapere. A notare mi disse che ieri ci puntava che ci vede a te se tu non l'avevi detto cosa. L'ho fatto, già lo sapevo. La mia signora ci ha domandato quelle rete. Io chi sono lo saggio? Grazie tanto. Io l'avvocato lo chiamo con giapponese e fa la corte d'assise. Hai capito? Oggi il capo è suonato e finisce. Buongiorno. Case, ma senti, tu vuoi il caffè? No, grazie, cucinetta, non ne piccio. Chi è sto signore qui? Mi cucino Mario Favazza, erede Margaretto. Tanto piacere, onoratissimo! Ehi, il tempo ci ha pensato, una cucina non fu. Cugino, state vedendo un altro cosa si danno da offrire. Carissimo Mario, tu devi sapere una cosa, io sono composto di una certa maniera, che mi fa apparire il sigaro come la più bella femmina del mondo. Agnuccata gaietto e come un più bello bacio, e mani lontane di tentazioni. Cugino, che qua è successo qualcosa? Niente, ecco perché te mi uso carro in bocca, appena non succedere niente. La succedeva, me ne buttava la palla stamattina. Non vi preoccupare, c'hai la provvista. Un nostro parente ancora non viene. Ma, cucina, a proposito, ma te parola non ce l'avevo a dire, cucina. Capite che figli si è offeso? Ma perché che ci dici? Certo corso canonico aveva autocategorizzato, non aveva preferenza per noi. Se questa preferenza ne scende all'ultimo c'è inganno. Sicuro? Cucina, ma non ti inganno che pensate voi. Ma insomma posso sapere che è successo? Cucino Santo, mia cucina Maddalena, crede che un suo canonico abbia una debolezza, anzi aveva una debolezza per moglie mia cucina Antonio. Autocategorizzato, il suo canone che era rimborsato. Ogni cosa che mangiava
posso vendere niente. E sono cucinando e non mi domanda soddisfazio. State sicuro che niente per domani? Niente, perché è vigliacco. Perché se una cosa simile fosse succeduta a me, a quest'ora era morto, ero a Camposanto. Salutiamo la compagnia! La guarda solo a Camposanto! A volte non ha trovato dal palco lì a fronte, ci manca la firma da notato con le macchine a buco. Andando, mi sa scherza che la notata sta venendo. Parenti, alla luce in bar, mi offro. Grazie, Ordinate pure. Grazie. Ma poi io. Grazie. Allora un caffè? No, è un caffè mi scomuove i nervi in questo momento perché tenerlo da posto. Peccherino manco? Peggio, la macchina andata a testa e a poi scatascio. Ai, si vede che oggi avete un po' di riscaldamento. Secondo le causanze della circostanza, perché è vero cugino Ciccio, io c'ho i rubinetti, tale quale la vasca la faccia. Quando l'acqua è giubbocata, rapo il rubinetto freddo a tutta forza e regolo la temperatura a modo mio. Ma in questo momento la mia temperatura è normale e una sola spezza d'acqua cauda può fare venire il riscaldamento che siete voi. Saliamo, tappeto nuovo, vasca da bagno nuovo. Sì, perché io mi voglio spazzare tutta. Zitta, tu la sta parlando. Caffè dormire. A contrattempo non lo sentissimo sapendo, vuole fatto 37 uomo. Ha finito a questo portorio. Parenti, una briera, vai a dire una cosa, Ma io caputo benissimo che tu fatto i rubinetti di l'acqua cauda, si riferisce alla parola che per sei era mia moglie. Ma da qui mi è dispiaciuta assai. Ma voi sapete come sono i figli? Su tinte, sparretteri, monsignari, muccialori. Cioè, sono in fondo persone senza giudizio. Non vi preoccupate, cucinetto, noi altri non ci compromettiamo per una parola donnesca. Io mi spiego. Se per esempio, mentre voi vi state bevendo un bicchiere di vino, io vi tengo la mano e vi dico Carogna, che fai? Rendemela, voi che mi rispondete. Con Carogna siete da voi. Questo è un altro discorso. Io mi spiego. Quando io vi tengo la mano, la mia intenzione non è che te l'ho finito, ma quella di spartirmi io vi a metà. Tale e quale voleva fare con sua moglie con l'eredità. Ma io ci rido e ci dico che mentre dallo zio santo la lassò, io me la mangio e così mi sto triste. Ma così, siete sicuri che il bicchiere viene a tutto vostro? Tra 5 minuti lo saprete, aspettate che viene. Buongiorno signori miei, scusa. Vengo dalla casa del vicario che è stato uno dei testimoni del deposito del testamento. Ma il portiere mi ha detto che è partito per Roma. Sta buono, cominciamo, Allora, comunque il testimone è sempre lo stesso perché ho avuto l'autorizzazione del tribunale. Illustrissimo signor notaio, illustrissimo cugino Mario, illustrissimo cavaliere Amore e qualche altro lustrino di qua dentro. In ricorrenza del lieto evento della morte di mio zio, ho condotto me, quale testimone, il qui presente cavaliere Amore, il quale con la sua presenza testificherà l'apertura del testamento. Benissimo, l'altro testimone sarà Domenichelino, un caso mai dopo ci concederà Bagliatina. Questi testimoni hanno l'interesse all'apertura del testamento del canonico Favazza. Signor notaio, io sono il marito della mia consorte qui presente e sposa, Maddalena Favazza, nipote del defunto morto canonico Favazza. Posso arrestare assistente? Ci sta arrestare proprio. E questa piacere che state pure, tanto siete parenti. Illustrissima notara, io sono estraneo, dovrei andare, posso assentarmi? No, lei è testimone, sedga, sedetevi, prego. Allora, io ho già preparato il verbale, la scrittura che non coordinate. Signori, ma come vi siete disposti? Girate meglio, no? Questa è la busta contenente il testamento. Se qualcuno di voi vuol
rispettare l'integrità dei sigilli, si faccia avanti. Io che sono più diretto. Io sogno direttissimo. Io l'accelerato. La ammazzare se non me la sono Allora, questo è il mio testamento. Signora notaia, noi siamo qui per l'apertura del testamento di mio zio, perché Gesù non mi interessa niente. Appunto, don Antonio, sto leggendo, vi faccio proseguire, grazie. Allora, questo è il mio testamento. Signora notaia, ci ho detto che a me non mi interessa il suo testamento, siamo qui per l'apertura del testamento di mio zio, va bene? Don Antonio, le ho detto, questo è il mio testamento, non vuol dire il mio testamento, ma il suo testamento, dello zio canonico Pavà. Mi scusi, non avevo riconosciuto la voce. Grazie. Questo è il mio testamento. Lasciando questa terra di dolore, il mio pensiero lo rivolgo al sommo Dio, perché nella sua grande misericordia possa destinare la mia povera anima assetata di cielo verso il riso degli angeli. Dio fa gli angeli che tra loro si accomunano. Per quanto riguarda le mie sostanze, dispongo come appresso. Istituisco mio erede ed esecutore testamentario, l'amato mio nipote Antonio Favore. Bravo! Bravo! Allora, leggo i miei nipoti, Maddalena e Mario Favazza, lire 5.000 ciascuno da pagarsi dal mio erede 3 giorni dopo l'apertura del testamento. Niente, non fece questo sforzo sul suo Signori, prego, un po' di attenzione, grazie. Leggo alla mia cameriera, Venera San Filippo, lire 2.000 da pagarsi come sopra dal mio erede universale. Santo e giusto, lo servì onestamente più di già. Sì, Sembra ubriaca, la mattina appena sera. signori, prego. Leggo all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania tutte le mie terre incontrate a Passo Martino. E terra Polano Signora notaia, ma allora l'erede possiamo io e ospitare? vabbè, dai, signora, leggesi fino a domani, va. Leggo alla venerabile chiesa, la collegiata di Catania, l'intero palazzo di via Garibaldi. E ora la signora dove se lo fa il bagno? A Blaia tu può fare. Mi pare che non resta niente dell'eredità. Calzo da specchio rotto e inzofato. E 4 seggi di zammara. Cose da pazzi. Eppure quest'uomo mi sembrava tanto equilibrato. Sembra di uno scherzo. Signora notaia, ma qui lo zio mi chiama erede per spartirci la roba all'auto. Ma non è che sbagliò e pigliò un testamento di nuovo canonico. No, purtroppo il testamento è proprio questo. Sì, tutto santo e benedetto nel riposi. Non voglio né tombe né marmi, ma una modesta fossa, more e pauperum. Ma che ce la sono i poveri? Ma quale more e pauperum vuol dire seppellito come un povero qualunque. Ah, certo, per farci risparmiare il spisero Camposano. Così, il giovino manco con un bicchiere per restare. Cameriera! Comandi! Una bottiglia sana di vermouth. Chinato! Ma quale che nato? Ha detto non lo è. No, prego, nel mio ufficio non voglio pantone, grazie. Vabbè, sì signore, allora come volevo sia. Ne scemo. Andiamo? Andiamo. Don Antonio, potete firmare. Ora mi fa fermare prima. Ma chi stiano per la spesa? Poi ieri mi avete dato 2.000 lire. Qua c'è un resto. 1,75. Che numero lì? Signora Natale, se 2000 lire mi prestavo quattro in casa, domani ci torno a buttare. Ma mi ho obbligato a darmeli. Calè, perché mi assicurò che l'erede era io. Ma difatti il canonico Favazza proprio a lei chiamo erede. Casomai mi facete rimborsare tutte cose da chiesa e da ospedali. E se non vi vogliono rimborsare, ci facciamo caso. Ma ogni quando io domani c'è a tornare i palanco per giù in casa. Ma che volete che vi dica? Viva, oggi per arricchire c'è si un domino. La bomba è tutta la dopo e se la zaiuta. Signora notaia,
Mi faccia firmare quando me ne vado. Ecco a lei, qua, firmi qua. E Don Michelino, firmate magari qui. Oggi che gendono questi giorni! Che ha beato lei che è sotto non capisce niente. Rosetta lì! Le vede siete voi! E lei è Signora Notara, a me come la dare ci muove la lei del legato? Lei me la dà. Don Michelino, appena me ne vai giusto, date luci e chiudete la porta. E io vi saluto, buongiorno. Alla prossima. Buongiorno. come voi? Rubati o soldi? Senti, mi la stava senza ammuzzare mio zio e io voglio soldi o più soldi? E la tua mano voce con una casa. Momento! Parlo io. Il canonico Pavazza, in segno di benevolenza, ha voluto lasciare alla mia consorte un fiore di 5.000 lire. E il testamento parla chiaro, devono essere pagati entro 3 giorni. Quando pagati? Sono a ci fate una citazione molto camposanto, come tornate? E allora sai più di lì? Che siete in carogna e sdisonesti! Buongiorno. Guarda, vedi il canonico Pavazza? Un signore! Ma quando sia comodo. Carrozza mortuaria di prima classe per servizio becco. Assalto! E come? Si chiama Nona! Ma non mi hai detto le reti! E cara mia, rete di un verme. Non ci lasciamo niente. Ma a me che me ne importa? Lei se ne approfitta perché io sono femmina. Signorina, dopo che mio marito ci ha fatto il servizio di prima classe, prendi un ca e mi scica nota da facci. Allora lei ho preso io. Lei lo sa come mio marito? No? Tu rinasca e chi a uno mi porta tutto il camposanto. Buongiorno! Mi faccio vedere il cane, se non me la legge andare a testa! Ma sta per fuori da quell'inferno me la stavo parecchio. E quale casa? Io mi stai un cane. Aspetta a notare che sarà un torno illuminativo. Ci lui un po' all'ufficio. No, mamma, vieni a mangiare, dai. Non si mangia oggi. Ti giuro non mangio più grandi. Dan Antonio, io me ne vai, che non mi stai sentendo troppo buono. Ah, la gran giornata. Finite. Tu vai in a casa e non appena arrivi, ti levo un sciallo, astuti i lambuzzi e sta sul reggiato, va bene? Oh. Tutti vogliono essere pagati, tutti! Me cucino Marco, me cucina Maddalena, i becchini, i pacchini, tutti! Ma dov'è che devo pagare? Se possiamo perché viene qua! Ma dov'è che le pago? Se mi ha lasciato solo debiti! E a lei perché la rinuncia alla mia età? Facile, com'è che rinuncio? Io rinuncio! Ah, semplicissimo, ci porta 2-3 lire, o cancelliere la fredura e a tutto è fatto! Allora Renato, sempre Renato, rimani a tenere più basso! Sì, signore, non la fare già sì in paradiso! No, la da lasciare né in cielo né in terra, sono dall'aria così! Ti lascio, ma non è che mi ha lasciato spiro, disgraziato! Ma ce n'ha bisogno di fare spese! Vestite nere, scarpe nere, cravatta nera, guanti neri! Già, guanti neri! Andava a fare un bersagliere chi guanti neri! Disgraziato, ci bastava una semplice striscetta qui nella giacca con sopra scritto lutto economico. No, spese, sempre denaro, voglio morire, ci voglio ir a parlare, voglio morire, posso morire, lo sa come, voglio morire, senti a parlare personalmente questo disgraziato, a gusto di girarmi tutti i giorni dell'inverno, e non appena lo trovo, io
Io sono il conte Ugolino, e chi tu grandi tu si metti? La bocca sollevò dal fiero pasto, ma io non lo sollevo, non mangia così. Ma che sta facendo? Dici che non si mesero d'accordo. Posate sta portando al suo posto, va. Finite, ci dicete il vostro principale, da domani salto il resto. Ma è tu una io romani? No, non ti preoccupare, vedi che io stesso domani. Vabbè. Arrivederci. Arrivederci. Non ti preoccupare, figliaio alla pensione. E tu come fai? Ma non ti preoccupare, c'è un punto. In italiano magari una bella notizia. Oggi mi disse un presidente di Mutelate che mi fa parlare. Un posto forse? Precisamente, mi disse che 25 Mutelate, ma fai se ne zi ferrovie. Fosse vero, signori. È certissimo, e d'altronde lo Stato non è che si può ascoltare nel nuovo house. Ma come domani, quindi? È demoralizzata. A ieri, quando è tornato il notaio, piangeva e mi disse, figlia mia, quando sei sfortunata. Sfortunata, Cina, ma perché? Ma ci sarà sempre un palazzo e un pezzo di pane non doveva pure mancare mai. Mario, lo perdoni a me madre, se mi è pentita. Quando tu ci stavo accusa quando parla. Questo è il secondo bacio che mi dai questo mese. Sposandoci non c'è più bisogno che avere questa cosa più da Mario, sei uno stupido. Comunque, neanche più baci questo mese, hai finito la scorta. Ah sì? Aspetta. Mario! E se saltare per il mese prossimo? Mario, comunque neanche più baci ora. Mi pare che sta venendo papà. Papà sta venendo. Il bianco, il rosso, il verde, a papaya, non mangiare. Antonio, ieri parecchio caro, e invece che si interessa giustissimo che vorrei tornare il 2000 lire all'ospedale e da chiesa. Non vi preoccupate che ci va a fare io stesso e aiuto io questa questione. Grazie cucinetto, il signore mi taglia. Ma io mo ancora a casa. Era venuto, piccio sto pigliare di. No, io ci dico papà. Mario, ci dice che non li rincontro. Questo che significa? Che si portato a casa? Perché cucino, non è che se ne mandare in casa. La verità, c'è ragione avete. Ormai tu sei qui di famiglia, perché Don Antonio, datemi aiuto. a notare mi ha detto che tra domenica e domani prossimo farà le 2000 lire per appunto l'ospedale e la chiesa, che volete capire? Ma c'è l'affare di sta casa che è più importante. L'inquilino nuovo, giusto come lui ci disse con un consiglio vostro, che ci dava la casa, vuole consegnare la chiave in già sta settimana. E come facciamo ora? Già, che sto la casa me l'ho ascoltato. E niente, cavalieri, che in settimana ce lo facciate la chiave, che volete che vi dica? Ma Don Antonio, ma voi mi venite? Andrò a dormire fuori, all'aperto, sotto i scaloni San Pulito, guarda. Vicino, ma non vi preoccupate, che un posto in casa mia c'è sempre, accomodiamo alla meglio. Mario, casomai tu li porti le mie signore, io spero che già oggi domani troverò un posto a Camposanto, perché voi Papà! Don Antonio, che cosa volete che vi dica? Potessimo passare dal cimitero per vedere se c'è qualche loculo disponibile. Sì, gli emonini. Ma no, il sindaco ha detto che il bando esce a settembre. A settembre? E quello che ci arriva a settembre? Io entro oggi, domani massimo. Vai a morire, c'è chi a parlare personalmente. C'è chi a parlare, ti lascio.
Ti lascio! Ma come mi hai lasciato? Sei tu, disgraziato! Come che mi hai lasciato? La notte non posso chiudere occhio pensando alla carognata che mi ha fatto, no? Io lo sentii onestamente per 20 anni, dalla mattina alla sera, sacrificando sonno, sacrificando famiglia, sacrificando tutto, fin da bambino. A mattina, ma se si riguarda, la prima messa, disgraziato, ma poi vai, la gente ci poteva morire davanti, ma non usciva mai un soldo, mai. Se qualche morto di fame gli diceva, padre, ho fame, io non ci rispondeva, questo è segno di buona salute, disgraziato. Se poi qualcuno per caso si intrometteva e gli diceva, padre, io faccio la carità, per favore. Lui gli rispondeva, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Disgraziato. Una volta, chi erano umani, chi piccini. Lui si stava mangiando un panino con la mortadella. Si avvicina un bambino morto di fame e gli fa, padre, non mangio da 3 giorni. E gli dice rispondeva, tu puoi fare un bagno, tranquillo. Disgraziato. Ma mai che mi ha dato la soddisfazione di dimostrare il grado, mai, anzi, sfruttava sempre tutte le occasioni per rimproverarmi. Perfino in chiesa, durante la messa, mi rimproverava il latino maccheronico, si capisce, tu che conosceva latino, disgraziato, ti lascio, ma come che mi ha lasciato? Mi ha lasciato peggio di una lumaca, con la differenza che la lumaca c'ha le corna, ma almeno c'aveva una casa. Io sono rimasto senza casa, io forse disgraziato. Io sapevo di certi scherzi da prete, lo sapevo, ma questo scherzo da prete, questo almeno è scherzo di arcivescovo. Madonna Antonio, delle età umane. Vostro zio era un uomo di chiesa, vi spiegò tutta la sua vita per la chiesa. La chiesa rappresentava il suo piccolo mondo, tutto il resto a lui era differente. Chi tu però che non mi persuadi, come mai ti ha chiamato erede? Ufficio a posto, dice, lo chiamerete, lui si deplia, a voi sapete che non ci lascio niente, ci picchia ancora, poi andiamo su. Non voglio venire perché su chiara cassone ma ci finisce a 48, io mi confondo di Giardini. Era l'indirizzo, la sola della porta. No, Carusi, che fa scherzando? Facciamolo già. Si accomodi, reverendo, si accomodi. Oh, padre di casa. Si accomodi, padre. Ma signor Pavazza, la portinaia mi ha detto che l'avrei trovato in casa. Infatti. Sì, ma papà si sente poco bene. Poco bene. Sì, Mi accorgo che siete in imbarazzo. No. Per caso la mia presenza vi importuna? No. Anzi, se vuole ci potete dare qualche nipottino della buona Che anima. radiografia ci faccio venire! No, grazie signora cara. Mi basta il suo volto celestiale scolpito nel mio cuore. Trattasi invece di una delicata missione che devo adempiere personalmente il signor Pavazzi. Baggioritario, aspettasse un po' macchiato. E la Barbieri, il Giudicario soffre assai. Per la scomparsa del povero zio. Altro che è inconsolabile. Merita quell'anima benedetta un tale retaggio d'affetti. Non hai giunto, Pavazzi! Vicario, permetta di presente il mio amico. Caro signor Pavazza, è un immenso piacere. Comodo.
Signor Pavazza, condivido il suo dolore per la beata anima che il Dio ha voluto a sé. Prima se la chiamare disgraziato, prima! Ma bisogna adesso che facciamo tacere i nostri cuori. Ritornando da Roma, appresi della morte di vostro zio, così come dell'apertura del testamento, a cui avrei dovuto assistere, ma un viaggio così lungo, alla mia età, stanco, e dunque ho differito ad oggi la mia venuta. Ve ne domando scusa. Non senza una ragione, signora mia. Deve sapere che io e la buonanima siamo stati carissimi amici per oltre 40 anni. Dimmi con chi pratichi e ti dirò chi sei. Avrebbe fatto molto bene, faceva caso. Poi volle rendere le sue ultime disposizioni testamentari. Mi chiamò, mi indicò un cassetto della sua piccola scrivania e mi disse: fratello, dopo l'apertura del testamento, a cui ti prego di assistere, consegnerai questo plico al mio amato nipote Antonio Pavazza. Saranno debiti, io non la pago. Signor Pavazza, la prego di aprirlo in mia presenza, perché contiene 2 libretti di deposito di 100.000 lire ciascuno. Sì! Sì, lo dico bene, dove ti metti? Sì! Signor Pavazza, la prego di rompere i sigilli. No, faccio cagare. Lo zio lo ha sigillato con le sue manuzze delicate. Io non mi affino a aprirlo, ci rompe se vostro. Ecco a lei, zio mio Benedetto, zio caritatevole. Ma come te vesti? Lui era altro zio, era un problema. è qui. Però che faccio? Lascia tutte cose a chiesa ospedale? no, No. però bisogna fare alcune constatazioni. I libretti, come lei ben vede, sono al portatore. Se vostro zio avesse fatto cenno nel testamento di questi libretti, avreste dovuto pagare l'enorme tassa di successione. Ha visto che pensiero gentile ha avuto vostro zio? Gentilissimo, magari bussata la figlio disgraziato. Però, anche però che anticipio mi cade la cosa cara e non voglio uscire, che c'è Da questa somma bisogna sottrarre i legati così come disposto da vostro zio. Pago tutti, mio cugino Mario, mia cugina Maddalena, i becchini, pago tutto, non vi preoccupate. Che Bravo, degno di un nipote di quel più degno zio. Intanto vi raccomando di ritirare i mobili dall'appartamento. Non vi preoccupate, vanno a prendere tutto, non vi preoccupate. Mi raccomando in particolar modo al quadro che stava sul suo letto. È un'opera pregevolissima di un allievo di Tiziano. Quanto può valere? Ricordo che alcuni anni fa un antiquario biancavillese offrì inutilmente 50.000 lire. Quindi se un antiquario biancavellese offrisce 50.000 lire ne vale almeno mezzo milione, giusto? Anche fate attenzione all'interno della scrivania, nel cassetto ai 2... Aprire. No, ci sono 2 crocifissi d'avorio antichissimi.
opera pregevole di un allievo del Cellini. Il crocifisso con l'uccellino. Ma no! Benvenuto Cellini, l'incisore. Ah, lo seppellino, sì, che devo che... Ma faccio notare, ma che fa? Se ne va, a questo è presto. Sì. Mario, va a picchiare un carrozzo. Sette carrozze, va a picchiare quando vuoi. Tu, la Ma no, ne basta una. No, faccio pagare gli affari con l'accompagnamento a lei. Forza. Ma no, grazie. Vado a piedi, la chiesa è vicina. Ci faccio la mano. La mano. L'altra mano. Padre Vicario, mi raccomando. Ma non si disturbi. Insisto. Vada. Va bene. Ho sapere Dio vi benedica. Va bene, tu non passo. Mario, tu cammina con mia panna, va bene? Tu vai nella panna e vai a picchiare avanti, va bene? Forza. Mia panna, voce. Allora, ciao. Ma che fai? Ti serve una valigia. Che... Oh, vieni da qui. Mario, mi faccio sto gioco d'aria, è un missione prete, cammini. Non mi chiesi lo sta mamma, non come Giacchi Baroni E mentre Barone, poi a Mario, picchiettino passeggiare avanti, Oh, Don Antonio Mischino, scende di scala a quaccio a quaccio. Cavaliere, ma che pare vero. Senta, Tina, un testimone, cavaliere, ci facciamo fare, Per favore, signora mia, per bastavo testimonianza da ieri già. Cavaliere, un matrimonio di miei figli. Ah, che volete dire? Accetto con piacere. Ma non posso mai andare con un zito. Ma signora mia, ma questo già lo so. Mario. Bravo, Igre. Ah, di 2 anni che tu ziti, e io come stupida che ne capo niente. Ah, signora, ma in questi casi lei lo sa meglio di me. Il padre e la madre sono gli ultimi a sapere le cose. Mamma, ma mi pare che sta venendo qualcuno, no? A un che ci cassazione non te la faccio così, tu che tu cassazione non faccio? Io sono il cavaliere Amore. Mustafacci. Che su dopo? Ma vado a chiamare. Oh ne, succiamo coraggio, ma la sazzare, ma c'è miano, a moglie già sazzare. Ma sei stabilito con la Parigi, mio marito è pronto a bere i figli. E qua, perciò signore me, uno fa un servizio mortuario d'arte e questo ci scianga la faccia non da moglie, a mia moglie. Ma no, la capornaccio, ma ti denaro sopra la tavola che da bangassigili, ci usi lei, cavaliere. E quando, quando è che porta... Inmancabilmente, signor Nasca. E a me come garantisci? Garantisco io. E a me quello garantisci? Nasca, carissimo. Mettiamo da parte gli istinti e ragioniamo. Poi i vostri soldi li avete, non vi preoccupate. E sta bene, va. Io torno più tardi. Ma siccome a portare c'è un morto Camposanto, che non vorrei invece di tre fossero quattro, No, cavaliere. Tagliavo a pauce. No. Allora è stato con mia. salve, non faccio più morte, no qua, non faccio più, torno più tardi, ma raccomando, Signore mie, per favore, pagate sto delinquente, Cavalieri, ma io non capisco una cosa, ma perché il figlio Camposanto a pagare papà? Ah, signora mia, per favore, non mettiste avanti difficoltà. E in Gomorra li paga vostro padre, e poi vediamo a cui spettano. Mamma, Oh, signori miei. mamma, mi pare che sta venendo una carrozza, vero? Mamma, chi chiama la carrozza? Mamma, papà!
perché ero cucino, io te la rimuovo da foda, ma appena un lontano, ci venne il giramento di testa, picchia e cascavo. Da parte sta in terra andava a banchina e se la rapivo di qua a qua. Io mi riuscivo tanto! No, mi non riuscivo! Sangue! Ma c'era un lago di sangue! Ma fortunatamente c'era una farmacetta vicino e fortunatamente si trova un dottore e fortunatamente ci ne aiuto. Ma quando sono io fortunato, stai Ce ne sono 5 punti ce ne. 7! No, 5! Dove mi regalavo un bicchiere alla mia? No, non sta male, no. Oh, che brutta fatalità! E da tutto questo, a voi lo vicare chiarenza. Perché il problema la va a portare quando sarà più testamento. E tu non l'ha fatto, ora ce la parlo io con chi. Ma facci Mario, facci! Un altro scherzo da prendere, un altro scherzo da prendere. Ma non poteva fargli che domani stai già a banca! Tutto previsto, tutto! Madonna Antonio, ma che significa tutto previsto? Un zio lo sapeva che va a fallire la banca. Dici, ci porto i libretti, e tu se ne pria, se ne va a banca, a giova palluta, ci piglia un colpo, poi gli è buso. Ma quale faccio ringraziare? Sarà fatto l'interpretore di carrezza, disgraziato. Nasca! Ma questo? Ma rendi papà, che tu di roba, ma piuttosto come ti senti papà? Peggio, figlia mia. Comunque il mio piano è fatto. Mario è buono. Gli in mezzo di pane a Dio e a Tommaso non me lo farà mancare. E tu papà? Io voglio morire, domani Massimo voglio morire. C'è chi non parlare, c'è chi non parlare. Cucino! Che c'è? Un vicaro chiarenza sta chiamando un cucino da strada. Ci sparo! Se non Massimo! Quanto mi dispiace, signor Pavazza, ho saputo dell'increscioso incidente, ma voi state male. No, mi stai ricreando. Che disgrazia! E questa colpa è solo mia, poiché non ho provveduto a portare subito i libretti. Quindi la colpa si deve imputare solamente a me. Ma voglio riparare subito. Come? Datemi una penna. Sì, prega, Padre Vicario, si accomodi, qui c'è tutto l'occorrente. No. L'assegno. Grosso quando? 200.000 lì! Mi posso trovare i candini? E con lei, signor Pavazza, questi sono 2 cheque di 200.000 lire sulla Banca d'Italia. Ma perché vi volete disturbare, padre vicario? Ci tengo alla mia correttezza e se poi i miei eredi troveranno intaccata l'eredità poco importa. Senza considerare poi che la banca, se è fallita, seppur dilazionando i pagamenti, provvederà a restituire l'intera somma. Quindi, nonostante possa sembrare che il mio sia un nobile gesto, in realtà si trasforma in una graziosa partita di giro. Se mi vuole restituire i libretti, Aspettate. Padre vicario, però non è che fa come a me zio, che te lascio secco che pure tirata si ferma, no? Io no? no, non si preoccupare, questi sono sulla Banca d'Italia e corrono. Ora
posso ritornare sereno alla mia chiesa a riposare. Dio vi benedica. Oh, amico carissimo, sol chi non lascia affetti, poca gioia nell'urbe. Ma mira la tua famiglia a te genuflessa e guarda il tuo amato nipote che piange, si dispera nella speranza che possa raggiungerti presto. Posso Federica, maggioritario, grazie. Presto, vai. Ma quale rumore? Che stanotte poi fallisce magari